Ricordate quando Silvio Berlusconi durante la scorsa campagna elettorale ha promesso in una lettera inviata a casa degli elettori di rimborsare l'IMU e molti pensionati si sono precipitati negli uffici postali per farsela rimborsare? Ebbene, la Procura di Roma ha assolto il cavaliere, esperto comunicatore, dall'accusa di aver proposto un voto di scambio. Sì, perché la Procura di Roma, anche se definisce suggestiva la missiva, sostiene che il possibile rimborso dell'IMU del 2012 poteva essere qualificato come un impegno politico futuro da assumere in caso di vittoria delle elezioni. Certo che tutti coloro che sono scafati, che sanno come funzionano le campagne elettorali, che ormai hanno imparato a non credere alle promesse sotto elezioni, non ci hanno creduto. Ma ci sono ancora persone oneste e ingenue, una condizione in cui versano soprattutto gli esponenti della terza età, che possono contare su riflessi meno pronti di quando erano giovani, e per loro la missiva annunciava una certezza, il rimborso dell'IMU 2012, e non una promessa, come molti di loro ci hanno scritto. Tanto di cappello ai curatori della comunicazione di Berlusconi. Quella missiva era un gioiellino. Lui all'epoca i voti li ha riscossi, ottenendo un terzo dei consensi e andando al governo per un po', a differenza dell'IMU del 2012 che nessuno invece ha potuto riprendersi.